Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, buona domenica e bentornati in diretta. Nuovo appuntamento con la domenica di 131, il solito contenitore sportivo appunto della domenica che riassume un po' tutto quello che è successo nel weekend dello sport sardo tra calcio, basket, insomma. Come sempre, un riepilogo di un fine settimana molto intenso per quanto riguarda appunto lo sport isolano. Come sempre, non sono da solo in questa trasmissione, con me c'è Roberto Pinna. Ciao Roby, bentornato. Ciao Fra, ben ritrovati a tutti gli appassionati sardi e non solo di sport isolano. Questa felpa meravigliosa, bianca, davvero sì. Trapper, insomma, il nostro sponsor di Nicri Sai, sarà perché felice. praticamente Nicola, ovvero Di Nicri, è in gitarella a Napoli e mi ha portato questo spirito da mare fuori e quindi oggi sembra un trapper. Assolutamente sì, beato Nicola nel frattempo, lo salutiamo anche, insomma, in questo weekend partenopeo, insomma, credo che abbia svaligiato tra street food e ristoranti più o meno tutto quello che c'è in Campania, ma Roby, insomma, dicevamo weekend intenso per quanto riguarda le squadre sarde, iniziando poi un po' da quella che è stata la partita di ieri del Cagliari di Claudio Ranieri, beffato dai due grandi ex, ovvero Pierpaolo Bisoli e Joaquin Larrivé, 1-1 del Sud Tirol in rimonta che ha fermato la serie di vittorie interne del Cagliari e soprattutto ha rallentato in qualche modo l'assalto al quarto posto, ora occupato proprio dai bolzanini che restano a distanza di 6 lunghezze. Ma ieri si è giocato anche in Serie C, vittorie fondamentali mi verrebbe da dire per Torres e Olbia in chiave salvezza, vittoria esterna dei rossoblù di Greco per 1-3 contro il Fiorenzuola, mentre l'Olbia di Occhiuzzi si è regalata un poker, un 4-0 abbastanza netto in tutto, non solo nel risultato ma anche per quella che è stata poi la prestazione, lo vedremo nei nostri highlights, contro l'Alessandria, vittoria che vale doppio perché intanto permette ai galluresi di recuperare lo svantaggio negli scontri diretti dopo la gara dell'andata e soprattutto insomma tiene a debita distanza appunto i grigi piemontesi. In Serie D 2 partite sono giocate ieri con le vittorie, anche in questo caso in chiave salvezza, di Atletico Uri e Ilva Maddalena, i giallorossi di Massimiliano Pava che hanno fermato la corsa della Casertana con un gol davvero epico di bomber Alessandro Aloia, lo vedremo nella nostra goal collection, insomma un tiro da metà campo che ha beffato il portiere campano, mentre l'Ilva Maddalena di Aldo Gardini, insomma, come sempre in questo momento si sta in qualche modo riaccendendo un po' anche l'entusiasmo in casa biancoceleste, vittoria importante per 2-0 contro il Real Monterotondo Scalo. Oggi in Serie D hanno giocato anche Arzachena e Costa Orientale Sarda, entrambe impegnate in Campania, è andata bene
ai biancoverdi di Marco Nappi, grazie all'1-2 sul Portici dell'ex Cagliari di Gennaro, tra l'altro espulso anche al termine del match, vittoria che consente appunto all'Arzachena di restare attaccata alla zona playoff, sconfitta con grandi rammarici invece per quanto riguarda la Costa Orientale Sarda, 2-1 in casa della capolista Sorrento, un Loi molto polemico, negati 2 rigori abbastanza lampanti, uno l'abbiamo anche rivisto prima, davvero una situazione un po' così, però resta ancora 3 punti il margine di vantaggio appunto dei gialloblu sulla zona play-out. Invece per quanto riguarda il basket, Roby, sconfitta per la Dinamo Sassari di Piero Bucchi, proprio si è conclusa da una mezz'oretta abbondante, la gara di Verona, 87-74 per appunto la formazione veneta. Si ferma quindi la marcia dei biancoblu di Bucchi, che sono arrivati un po' stanchi, soprattutto all'ultimo quarto, un ultimo quarto da incubo per i sassaresi. Ieri invece in Serie C Gold, bella vittoria interna dell'Esperia Cagliari contro l'Alfa Omega per 98-72, pareggio all'esordio della coppia Battilana-Pisacane per quanto riguarda il Cagliari Primavera, 1-1 contro la Sampdoria, altra sconfitta invece per la Torres femminile per 1-0 in casa del San Marino. Insomma, Roby, abbiamo fatto come sempre il solito... Prima di vedere tutta la Serie C, perché poi so che chi ci sta guardando vuole una cosa, iniziare a vederli questi gol, chi non li ha visti, rivederli invece chi li ha festeggiati già ieri. Facciamo i complimenti al Tempio, che è una delle prime squadre a festeggiare per una promozione. Ieri l'aveva fatto anche l'Alghero, centrando proprio il successo in promozione. Invece oggi buon risultato per la squadra di Mister Cantara, 4-0 sul Buduso, che vale il ritorno in eccellenza, e sicuramente per una piazza come il Tempio, una piazza storica, è un risultato importante e noi ne siamo contenti di commentarlo. Sì, assolutamente sì, 2 risultati importanti per 2 piazze importanti del calcio sardo, perché che da troppo tempo stavano latitando in qualche modo, no? nei gironi inferiori, diciamo così, del calcio regionale. Però ora è tempo, come sempre, di andare a parlare di Serie C. Andiamo a vedere il cartello della 35esima giornata appunto del girone B di Serie C, risultati a sorpresa, caro Roby. Andiamoli un po' a vedere tutti, iniziando chiaramente dai 2 risultati delle squadre sarde, quindi la vittoria dell'Olbia per 4-0 in casa sull'Alessandria, il 3-1 esterno invece della Torres sul Fiorenzuola. 3-3 pirotecnico in salsa playoff tra Ancona e Carrarese, pareggio così come quello tra Cesena e Lucchese per 1-1, un Cesena che rallenta la corsa a differenza della Virtus Entella che batte 1-0 il Pontedera di Max Canzi e aggancia la Reggiana che invece pareggia in casa contro la Recanatese per 1-1 in testa alla classifica. Vittoria molto importante che consente ancora al San Donato Tavarnelle di sperare di magari anche di evitare i play-out, comunque per 1-3 contro il Montevarchi, che invece, lo vedremo adesso anche in classifica, è sempre quasi spacciato fondamentalmente. 3-1, vittoria importante anche della Fermana in casa contro il Siena. 3-0, importantissimo del Gubbio sulla Vispesaro, importantissimo perché? Intanto perché il Gubbio passa al 4º posto in solitaria, ma soprattutto perché tiene sotto la Vispesaro per le 2 squadre sarde. E poi l'1-1 tra Imolese e Rimini nel derby romagnolo. Andiamo a vedere la classifica del girone B. Come diciamo, in testa c'è questa lotta incredibile con la Virtus Entella che completa la rimonta nei confronti della Reggiana, agganciata a quota 74 punti in classifica, 4 più del Cesena, 58 per Gubbio e Carrarese, ho detto è una fesseria, sono in realtà 2 le squadre appunto a 58, ovvero Gubbio e Carrarese. Andiamo nella parte destra della classifica dove Olbia e Torres continuano a camminare a braccetto in questa parte finale di campionato a quota 38 punti, 4 di vantaggio sul San Donato, che poi, Roby, scontri diretti a favore di entrambe le squadre, quindi è come se fossero 5 in qualche modo, no? I punti di vantaggio sui toscani. 5 però sono invece i punti reali di vantaggio sulla Vispesaro, che è forse l'avversario da temere maggiormente, perché entrambe le sarde hanno gli scontri diretti invece a sfavore. Sono 6 punti su Alessandria e Imolese addirittura 11 nei confronti del Montevarchi, fanalino di coda. Mancano 3 giornate, insomma, se non è spacciato il Montevarchi poco davvero ci manca, dovrebbe fare 9 punti e sperare che si suicidassero tutte le squadre che lo precedono in classifica.
Abbiamo visto la classifica, abbiamo visto i risultati, Roby, iniziamo la nostra analisi della giornata di Serie C andandoci a vedere il poker allora, dell'Olbia dell'Espoli contro l'Alessandria, un 4-0 firmato Daniele, verrebbe da dire così, ovvero sì. doppiette sia di Daniele Dessena che di Daniele Ragazzu, insomma l'esperienza al potere in casa Olbia, andiamoci a gustare questi 4 gol. E insomma, abbiamo visto i 4 gol dell'Olbia contro l'Alessandria, highlights un po' più lunghi ovviamente, ma con tanti gol capite bene che giustamente bisogna dare spazio a tutte le azioni, ma sono state tante comunque anche le azioni pericolose prodotte dall'Olbia. Curiosa l'esultanza anche di Dessena, Roby, no? Cioè con il 2 così, quasi a far capire che avrebbe fatto la doppietta, infatti nel terzo, o meglio, dopo l'esultanza del secondo gol. Strano che non abbia fatto così, perché insomma forse non se la sentiva la tripletta, però insomma al di là delle battute... Ho visto che stai facendo una battuta, io propongo veramente una mozione particolare per i barbieri di Olbia. Per favore cambiate il taglio di Arboleda perché sembra ragazzo, cioè nelle immagini di Eleven Sport si è fatto anche il taglio uguale. Arboleda, forse per sperare magari che i piedi si avvicinassero, anche se poi sta facendo un grande campionato da quando è tornato in Gallura. Esatto, nell'azione dell'assist sembra che il ragazzo serva ragazzo. Riguardatela, la riguarderemo perché si rivedrà. Quindi per favore, io lo chiedo a Mister Occhiuzzi, che è una persona di spirito e anche caritatevole, cambiamo i capelli di Arboleda, grazie. Esatto, magari ossigeniamoli direttamente a questo punto per dare anche una questione cromatica leggermente differente. Però insomma stiamo rivedendo il gol del vantaggio che è arrivato solo al 68esimo minuto, Roby, il primo gol di Dessena. Sentiremo Chiuzzi a breve, insomma, il commento del tecnico dell'Olbia, che si è detto contento della capacità della sua squadra di aver saputo aspettare il momento giusto per colpire. Nel momento in cui l'Olbia col primo gol di Dessena è riuscita a rompere
a rompere il muro difensivo organizzato dall'Alessandria, poi lì è stato tutto in discesa. Questo è il 3-0, è una grandissima azione di un ragazzo per cui oramai abbiamo anche perso le parole per descriverlo. Tu hai fatto un pezzo di approfondimento oggi sul ragazzo, mannaggia Iemmello mi verrebbe da dire, perché insomma ci ha costretto. Sì, il buon Iemmello sta provando a giocarsi con ragazzo, e al momento ci sta anche riuscendo il titolo di miglior marcatore italiano del 2023. Iemmello 2 gol in più rispetto a Daniele Ragazzo, era in panchina quasi fino al 70° della sfida tra Giuliano e Catanzaro, ma questo Catanzaro è inarrestabile. Iemmello ancora di più, è entrato in una ventina di minuti, ne ha fatti 2. Quindi è una lotta, però sicuramente resterà una lotta fino alla fine, perché anche il ragazzo c'ha ancora 3 partite per provare a raggiungere e superare un Iemmello che in Serie C non lo scopriamo oggi, è comunque un giocatore che fa la differenza. Sì, tra l'altro stiamo guardando anche i numeri. Iemmello 25 gol in stagione, 94 sono quelli del Catanzaro, con 3 partite ancora da giocare. Un'altra squadra che ha già festeggiato con largo anticipo, insomma, il ritorno. Ecco, ora chiediamo agli amici giallorossi, Iemmello può stare in vacanza da qui fino a, esatto, insomma, alla fine del campionato di aprile, insomma. di maggio, basta. Date a noi sardi qualche soddisfazione, insomma, da questo punto di vista. Però tornando seri, davvero, il 2023 dell'Olbia è nel segno dei 2 Daniele, lo dicevamo prima, nelle 2 doppiette di ieri, ma in realtà sono semplicemente una metafora in qualche modo di quello che hanno fatto sia De Sena che soprattutto il ragazzo in questo nuovo anno, da quando è cambiato, appunto, da quando è finito il 2022, l'Olbia ha ritrovato il suo cannoniere principe, che non aveva mai segnato così tanto, tra l'altro in carriera con la maglia dei galuresi, e soprattutto ha trovato in De Sena non solo un giocatore di esperienza, ma anche un goleador, perché insomma questo, se non sbaglio, è il 4º gol che fa De Sena da quando è arrivato a Olbia. Difficile per un centrocampista che arriva a gennaio avere un rendimento sotto porta così impattante, no? Sì, assolutamente. Tra l'altro poi ha dato quella cattiveria che ogni tanto mancava all'Olbia in epoca recente, anche a livello di esperienza, nei momenti chiave. Non è un caso che la partita alla fine l'abbia portata a casa lui su 2 episodi, no? Un gran cross, è stato lui a entrare in area di rigore e a metterla di testa per l'1-0, e poi su calcio d'angolo battuto in maniera meravigliosa da quel giovincello di Emerson, e lui è stato bravo sotto porta a fare il 2-0, che comunque sia che all'75° avrebbe tagliato già le gambe di un Alessandria arrivata al Nespoli con voglia di riaprire la corsa a salvezza, ma forse ancora troppo fragile per salvarsi direttamente senza passare dai play-out in questo momento della stagione. Per l'Olbia, lo abbiamo detto più volte in settimana prima di questa partita, l'Olbia ha la fortuna e aveva la fortuna di avere un calendario che mette il destino nelle proprie mani. Ora ci sarà la Recanatese, che comunque è una squadra da non prendere sotto gamba, perché per un motivo o per l'altro paradossalmente si può giocare addirittura i play-off, poi vedremo la classifica, l'abbiamo già vista. Comunque sia, è una squadra che matematicamente non è fuori, però l'Olbia oggettivamente può battere anche la Recanatese, e sì, credo che fondamentalmente il grande successo dell'Olbia sia stato quello di saper aspettare, dopo un inizio che avrebbe forse tagliato le gambe a tutti, tra infortuni in anni, Chiuzzi che non trovava la quadra e la sua squadra, un mercato di gennaio molto attento, votato all'esperienza, e alla fine i risultati ora stanno pagando. Hai parlato di Occhiuzzi, andiamo a sentire il primo dei 2 estratti video della sala stampa, appunto, del Nespoli. Sicuramente per me era forse la gara più difficile da affrontare, pure perché venivamo dall'esperienza con l'Imolese. Quando trovi una squadra che deve uscire dalle sabbie mobili, ne siamo noi l'esperienza forse più chiara in questo campionato. Per affrontare noi nel momento che eravamo lì sotto, per tutti sapevano che era quando trovi una squadra in difficoltà, ferita, che vuole uscire da lì sotto. L'Alessandria è una squadra che, come noi all'inizio del campionato, sta lottando per uscirsene, quindi sapevamo che aveva 1000 insidie questa gara, però ecco, la commento attraverso la prestazione dei ragazzi, confermare giorno dopo giorno quello che proviamo in settimana. L'unica cosa che ho detto ai ragazzi,
massima attenzione, quello che ogni cosa devono mettere, il loro entusiasmo, fare ciò che facciamo negli allenamenti, perché altrimenti non ha un senso provare alcune cose, stare lì a determinare, cercare di determinare le gare e poi non le facciamo. I ragazzi oggi so che in questo rispondono sempre presente, quindi ecco, questo mi ha fatto vivere la partita con intensità, ma con consapevolezza che appena riuscivamo a sbloccare il risultato, ecco lì è normale che una squadra come l'Alessandria puoi metterla poi in serie difficoltà, perché gli dai un colpo importante, insomma. Parlavamo prima, Roby, di metafore. Effettivamente anche questa gara un po' racchiude quella che è stata la stagione dell'Olbia, no? C'è una prima parte, diciamo prima, con grandi difficoltà, questo è sotto gli occhi di tutti, però poi anche la pazienza di saper aspettare effettivamente che il tanto lavoro fatto dal tecnico calabrese, appunto da Roberto Chiuzzi, pagasse, effettivamente poi nel 2023 sta pagando. Tra l'altro, ti ricorderai, noi spesso abbiamo parlato anche del discorso preparazione atletica in casa Olbia. Abbiamo detto molte volte che la preparazione estiva molto pesante per i giocatori galluresi avrebbe inciso, influito nella prima parte di stagione, ma poi avrebbe dato un finale invece in scioltezza. Beh, direi che questo discorso si sta confermando al 100% con quello che stiamo vedendo in campo, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro, secondo me Chiuzzi è stato anche molto abile nel gestire la mentalità dei suoi, no? Perché poi quando tu fai spesso nel calcio lo scossone mentale allo spogliatoio lo dai cambiando il tecnico, è inutile girarsi intorno. Io stesso nel periodo magari più difficile dell'Olbia avrei detto, ma sai, può servire una rivoluzione forte per provare a ritrovarsi. Invece Chiuzzi è stato bravo a scavare nel profondo dei suoi, trovando continuità, come giustamente dicevi tu, di atletismo, di prestazione dei giocatori, però anche trovando la fiducia. E non è facile, sai, perché il giocatore, quando una stagione va male, sembra brutto da dire, però pensa a salvare se stesso. Pensa a salvare la sua prestazione, la sua annata, per poi guardare al futuro, sempre nel suo club o col mercato. Non pensa a salvare l'allenatore. Invece in casa Olbia si è creato questo equilibrio fragile, anche eccezione, come dicevi tu, nel calcio moderno, però che poi ha funzionato, e credo che il lavoro mentale fatto da Occhiuzzi sia molto molto importante in questa stagione, e possa anche insegnare che a volte non sempre cambiare porta poi a quello che ci si aspetta, al contrario di quello che poi è successo a Sassari, con la strada conosciuta che quando è tornata per adesso ha portato 4 punti che sembrano importantissimi in ottica salvezza. Assolutamente sì. Sentiamo il secondo estratto di Occhiuzzi per chiudere il discorso Olbia, prima appunto di aprire quello invece legato alla Torres. Siamo una squadra che spesso riempiamo molto la metà campo avversaria, abbiamo spesso il dominio del gioco, soprattutto con alcune formazioni e con alcuni moduli riusciamo ad avere questo, e quindi se non lo sblocchi il risultato può entrare in nervosismi. Ecco, quella è la pazienza, quello che ho detto ai ragazzi a fine primo tempo, continuare perché arrivava il gol, e i ragazzi... Sono contento perché è arrivato su più situazioni, sia da fermo, provate e riprovate con lo staff, è uno staff che lavora molto su queste cose, ho castricato che dà molte attenzioni sui piazzati, sui calci d'angolo, le punizioni e anche su azioni provate, quindi ecco, è un credere nel nostro lavoro. Poi la domenica io leggevo sempre, noi staff abbiamo lavorato, ora siamo con voi a darvi una mano, dateci soddisfazione. I ragazzi credo che lo stanno facendo. 2 doppiette. Sì, 2 doppiette che molto importanti, ma credo che i personalismi, sono felicissimo che soprattutto che Daniele Ragazzo sta arrivando a una cifra, ma oggi ha fatto un lavoro tattico importante. Gli ho chiesto sacrificio, delle diagonali in mezzo al campo che ha fatto, perché spesso facciamo un lavoro lì in mezzo al campo che è dispendioso. È un giocatore con questa qualità, gli chiedi determinate cose, è fondamentale, ma potevo segnare anche io alla panchina, quindi la prima cosa è l'ovvia, insomma.
Potevo segnare anch'io dalla panchina, ha detto Chiuzzi, vedremo, magari per l'ultima di campionato, insomma, non so se sia regolare, ecco, diciamo così, il gol del mister calabrese, però insomma, al di là delle battute, chiaramente un 4-0 davvero importante per l'Olbia. Roby, spostiamoci a Sassari, perché se è stato fondamentale questo poker dei galluresi contro l'Alessandria, lo è altrettanto, se non di più, visto anche il valore del Fiorenzuola, soprattutto per quello mostrato in realtà nella prima parte di stagione. Questo 1-3 in trasferta, insomma, dimostra che questa Torres, da quando è tornato Greco, ha ritrovato compattezza, certezze e soprattutto punti e risultati. Andiamolo a vedere il 3-1 appunto della Torres contro il Fiorenzuola e poi lo commentiamo insieme. Allora, Roby, dicevamo prima, 4 punti, 4 gol segnati dal ritorno di Alfonso Greco, che ha giocato contro Ancona e Fiorenzuola, comunque due squadre di ottimo livello per questa serie C. Pragmatismo allo stato puro, direi, per i rossoblù, che anche ieri comunque nelle scelte erano comunque in difficoltà, lo sappiamo bene, insomma, tante assenze tra squalifiche, infortuni e quant'altro, però è cambiata l'aria, secondo me, nello spogliatoio rossoblù, no? Così come è successo a Cagliari dall'arrivo di Ranieri, il ritorno di Greco ha ridato serenità e ha fatto ritrovare certezze a questa squadra. Guarda, assolutamente sì, perché una squadra senza attributi, perché poi alla fine bisogna edulcorare alcuni termini, non sarebbe riuscita a tornare in vantaggio dopo questo rigore che stiamo vedendo in queste immagini, perché se tu sei una squadra che non ha ritrovato alcune certezze, che secondo me il cambio tecnico ha ridato, nel frattempo bellissima questa azione di Gigi, rivederlo fare quelle sterzate così sul piede anche infortunato fa piacere. Speriamo che riesca a trovare il gol da qui alla fine del campionato il capitano dei rossoblù. Detto questo, torniamo al discorso di prima, vai subito in vantaggio, prendi gol sul rigore, sai, se non sei quadrato, visto che ti stai giocando la vita, c'è il rischio che ti lasci andare, giochi male, giochi sporco. Invece la Torres è riuscita, avendo da diverse occasioni, oltre a quella dei gol di Akite, su cui la costruzione di Via la Dama credo che passerà domani in consiglio comunale assolutamente a Sassari, e poi la rete di Masala nel finale, sai, se non sei pronto non ci arrivi. Anche qua
mentalmente vedi come il Fiorenzuola ha preso questa espulsione, era molto meno in gara il Fiorenzuola rispetto alla Torres. Nel frattempo Lello Mela, che salutiamo, meraviglioso. Sì, infatti sorridevo per quel motivo, perché con meravigliosa una calma olimpica. Meravigliosa la sua calma su quel penso che l'arbitro abbia dato il rosso dopo aver visto lui e la sua felpa, però battuta a parte. È una Torres che doveva dare anche dimostrazione di essere solida, come giustamente dicevi tu, mancava un giocatore importante per il centrocampo come Lora, squalificato, doveva gestire alcune situazioni e secondo me ci è riuscita. Ora diventa fondamentale la gara prossima contro la Carrarese, gara difficilissima sulla carta. Se la vinci e ti dice bene, potresti addirittura essere matematicamente salvo, però sono calcoli che la Torres ancora non può fare. Gara che si giocherà giovedì, come insomma il turno appunto di Serie C, il prossimo turno. Prima di vedere però il cartello con la prossima giornata, non c'è purtroppo testimonianza di sala stampa a Fiorenzuola, perché la Torres aveva fretta giustamente di rientrare in Sardegna per motivi ovviamente di aerei. Insomma, noi sardi siamo davvero svantaggiati anche in questo, e quindi effettivamente non c'è stato tempo. Abbiamo sentito Greco un po' all'antica, diciamo così, quindi al telefono pur di avere le sue parole, però abbiamo una testimonianza video, non so quale gol sia effettivamente, Roby, però un'esultanza secondo me è il rigore di Diakité. Sì? Secondo me è il rigore di Diakité, perché Pippo Lora, il sempre pacato Pippo Lora, era in attesa come se si dovesse battere un qualcosa. Secondo me questo è il rigore di Diakité. Dagli audio credo che sia una lezione di oxfordiana memoria al momento dell'esultanza. Per chi la conosce, questa è la clubhouse dello stadio Vanni Sanna. Ecco, Pippo Lora qua credo che stia picchiando proprio i compagni. Ferrante dopo questa esultanza è infortunato per i prossimi 3 anni forse. Sì, esatto, che era già infortunato Ferrante, però insomma ha dovuto fare domanda anche all'INPS, all'INAIL, per allungare un po' la malattia, diciamo così. Va bene, insomma, l'ha vissuta pacatamente Filippo Lora, come le vive in campo. Sì. Tra l'altro poi insomma dopo l'espulsione di domenica scorsa contro l'Ancona, che sicuramente non gli è scesa molto facilmente. Vediamo il cartello del 36esimo turno. Allora, di Serie C, caro Roby, girone B, mancano solamente 3 partite, insomma davvero impegni importanti per le due squadre sale. Appunto la Torres di Greco che ospita la Carrarese. All'andata ci fu quella vittoria con il rigore di Scappini, la parata di Salvato a partita praticamente finita, insomma davvero una delle vittorie più ciniche della squadra di Greco. Trasferta ostica per l'Olbia, che va a Recanati, appunto contro una recanatese in grande fiducia. Le altre partite sono Alessandria Ancona, Pontedera Montevarchi, San Donato Cesena, Reggiana Fermana, Rimini Fiorenzuola, Siena Gubbio, Vispesaro Imolese, Lucchese Virtus Entella. Tutte partite, Roby, soprattutto quelle che riguardano le squadre con cui le due sarde si stanno giocando la salvezza, incroci importanti, perché potrebbero, tra scontri diretti e scontri contro squadre forti, diciamo così. Soprattutto il San Donato che ospita un Cesena che immagino vorrà rifarsi dopo l'ultimo pareggio, e per quello che dicevamo, per entrambe, sia per la Torres che per l'Olbia, vincere nell'anticipo pre-pasquale potrebbe addirittura darti la matematica certezza della permanenza nella categoria. Certo, sono ragionamenti che fanno i giornalisti, però che non faranno a voce alta nello spogliatoio né di Sassari né di Olbia, però sicuramente il pensiero sarà quello. Assolutamente sì. Allora Roby, come sempre scendiamo di una categoria, arrivati a questo punto della trasmissione, andando a vedere i risultati della giornata di Serie D, girone G, quello dove giocano le 4 squadre sarde, con 3 vittorie e una sconfitta, dicevamo prima, in questo 29esimo turno. Vittoria, appunto, le 2 vittorie di ieri di Atletico Uri contro la Casertana per 1-0 e di Riva Maddalena per 2-0 contro il Real Monterotondo. Oggi la vittoria nel finale per 1-2 della Zacchena di Marco Nappi contro il Portici, sconfitta per 2-1 con, diciamo prima, grande rammarico per il COS di Francesco Loi
contro il Sorrento capolista. Poi le altre partite 1-2 del Tivoli che vince contro l'Aprilia, 0-0 sia tra Palmese e Pomezia che tra Nola e Lupa Frascati, tutti risultati che fanno comodo comunque all'Arzachena, lo vedremo adesso con la classifica. 6-1 perentorio del Paganese contro il Cassino, altro risultato che fa comodo all'Arzachena, e poi la vittoria per 2-0 in trasferta della Visartena contro l'Angri. Questa è la classifica del girone G, comandano anche in questo caso in coppia, così come in Serie C, Paganese e Sorrento a quota 58, si ferma la Corsa della Casertana a quota 52, scusate, però per il quinto posto vedete tutto ancora aperto, perché Palmese 45, Frascati, Lupa Frascati a 44, Cassino a 43 e Arzachena a 42, 4 squadre in 3 punti, davvero è tutto ancora aperto. Spostiamoci nella parte destra della classifica per vedere la lotta a salvezza. La Costa Orientale Sarda che mantiene ancora 3 punti di vantaggio sull'Angri e sull'Atletico Uri, poi 3 squadre a 32, tra cui anche l'Ilva Maddalena, chiude l'Aprilia di Marco Mariotti a quota 29, Roby, il solito grande equilibrio del girone G di Serie D, che ancora non permette alle sarde di potersi rilassare, soprattutto quelle che appunto stanno nella parte destra della classifica, quindi Costa Orientale Sarda, Atletico Uri e Ilva Maddalena. Andiamoci a vedere i gol, la goal collection della Serie D, tranne i gol purtroppo di Portici Arzachena, che come al solito, non essendo andata in diretta, recupereremo domani per zona mista, però ci sono tanti bei gol da vedere, quello di Aloia veramente da guardare e riguardare. Quindi vediamoci la goal collection di Serie D. Tutti gol bruttini. Ecco, questa bruttini, sì, vabbè, Aloia è fuori categoria, direi, insomma. Anche Ladu, però è un gran gol. Sia Ladu che anche Aiana, secondo me, sia Ladu che Aiana, davvero due bei gol a giro, insomma, dimostrazione che talento ce n'è tanto in Sardegna, anche in Serie D, ovviamente anche Vento. Anche Vento, Posso vedere le canne dietro, insomma, come si muovono, e mancano, Aiana diciamo prima, con Maestrale è fortissimo.
Esatto, ricorda Azzi al debutto a Cagliari, insomma. Mancano i gol appunto di Portici Arzachena, gol di Sartori e Licca per i biancoverdi, gol su rigore di Di Gennaro invece per il Portici, insomma speriamo, appunto contiamo di recuperarli per proporveli domani a zona mista, ma abbiamo le parole di tutti e quattro i tecnici sardi, sarà da molto Robby che non avevamo tutti e quattro un estratto ovviamente insomma dei video sia di Loi, Nappi, Pava e Gardini. Iniziamo da Francesco Loi, un estratto appunto, il commento polemico ovviamente perché come dicevamo prima ha 2 rigori negati negli ultimi minuti. Andatevi a rileggere anche quelle che sono state le dichiarazioni di Loi ai nostri microfoni nel post partita, perché effettivamente tra l'altro poi oggi Sorrento, giovedì la Paganese, insomma doppio scontro davvero importante per la squadra sarabese ogliastrina. Quindi iniziamo questa carrellata di video degli allenatori andando a sentire le parole di Francesco Loi. Il primo tempo ho fatto male, molto remissivi, impauriti, ho subito molto l'avversario. Il secondo tempo decisamente meglio, peccato aver preso il gol al secondo minuto. No, possiamo parlare di situazioni che sicuramente non sono state fortunate, e diversi episodi oggi ci sono andati contro, fa parte del calcio. Come fa parte del calcio, in certi campi è anche quasi normale che mezza e mezza tenda un po' dalla parte della squadra di casa, sia per la condizione di classifica che per il tipo di partita, però sono contento perché abbiamo comunque tenuto testa, una squadra molto forte. Sappiamo benissimo che sarà un'altra partita difficile, ma cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi possibili perché ci serve fare qualche punto. Ecco, queste le parole di Francesco Loi, prestazione importante, risultato bugiardo, insomma il titolo delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni, però insomma effettivamente anche la reazione del secondo tempo della sua Corsa Orientale Sarda insomma è stata assolutamente di livello. Ci spostiamo da Tertenia ad Arzachena, anche se oggi a Portici, visto che erano le 2 squadre sarde in trasferta, quindi andiamo a sentire le parole di un soddisfatto Marco Nappi al termine appunto di Portici Arzachena. Bella partita combattuta su un campo difficilissimo, con una squadra che non merita il posto che ha, perché ha anche grandissimi giocatori, Di Gennaro che è un giocatore importantissimo. È stata una partita a 2 facce, siamo partiti bene, abbiamo fatto gol, poi loro si sono buttati in avanti per cercare di pareggiare la partita, ma abbiamo tenuto bene fino alla fine del primo tempo. Poi il secondo tempo l'arbitro si è inventato un rigore e che vorrei tanto rivederlo più tardi, e loro hanno pareggiato questa partita. In quel momento lì hanno avuto uno slancio per poter venirci a far male, però la mia squadra bene, compatta, abbiamo continuato a giocare. Perché? Perché era troppo importante tenere palla, far girare palla, e nei cambi sono stato poi premiato, io come allenatore, l'Arzachena è stata premiata dalla serietà di questi ragazzi che stanno fuori, che quando entrano danno il 100%, nome su tutti Poli, che era tantissimo che non giocava, oggi è entrato in una partita difficile, ha fatto delle grandissime cose. Poi Ardit ha fatto il gol del 2-1, è un ragazzo che può crescere ancora molto, e Bollo, sono molto contento di Bollo che è rientrato. Bollo quando tocca la palla si vede che è 3-4 categorie superiore agli altri. Bisogna dire a Nappi che sono finite le categorie sopra, sono 4 le categorie, visto, non è che può essere, ed è praticamente da Superlega Bolo, se un giorno la faranno Bolo gioca lì. Esatto. Beh, va detto che comunque insomma al di là della battuta, aver recuperato giocatori importanti per l'Arzachena, come c'è da Nino Pinna, da Mario Piga, da Franco Bolo, in attesa appunto di riavere nuovamente a disposizione Antonio Loi, chiaramente sono notizie importanti per un Nappi, per un Arzachena che continua a restare attaccata alla zona playoff, lo dicevamo prima, soli 3 punti ora dal quarto posto,
Tra l'altro giovedì l'Arzachena ospita l'Angri, quindi una partita teoricamente ampiamente alla portata di Bonacquisti e compagni. Spoileriamo, ci sarà Bonacquisti in top 11 domani insieme anche a Gibilterra, gli altri non li diciamo, spoileriamo solo questo, insomma, per tutte chi ci segue sa le che fan. Bonacquisti deve esserci Esatto. in top 11. Esatto. Assolutamente sì. Andiamo a sentire nuovamente con piacere, fammelo dire Robby, insomma, la voce di Massimiliano Pava, tecnico Era il dell'Atletico Uri, 2014 l'ultima volta che si è presentato. Esatto, non sentivamo dall'anno vecchio, come si suol dire, dall'anno passato, insomma, al termine della vittoria contro la Casertana, anche se secondo me non avrebbe voluto parlare neanche ieri, conoscendo il mister, per questioni scaramantiche, ovviamente, però insomma ci gustiamo un estratto di Massimiliano Pava prima. E domani invece a zona mista tutta l'intervista integrale. Andiamo. Il primo tempo siamo andati giustamente in vantaggio, facendo una gran partita. La partita è stata preparata in modo impeccabile dai ragazzi durante la settimana e l'hanno interpretata nel modo perfetto. Insomma, io la settimana avevo detto ai ragazzi questa partita perché si possa fare il risultato dovete fare la partita perfetta. La partita perfetta la si prepara in settimana. Loro hanno avuto l'atteggiamento giusto in settimana, è stata preparata bene, l'hanno interpretata ancora meglio. Hanno fatto una partita di grande spessore per quelle che sono le nostre qualità e al cospetto di un avversario che sappiamo il valore che ha. Quindi grande merito all'Atletico Uri e questo deve essere uno stimolo per continuare. Mancano ancora 5 partite, sono 5 finali, non abbiamo fatto ancora niente, però vogliamo giocarcela fino in fondo perché ci crediamo nel lavoro che facciamo, crediamo nei valori di questi ragazzi, della società e di tutto, quindi l'Uri è vivo e l'Uri continuerà a giocare fino alla fine per raggiungere il suo obiettivo. Tra l'altro abbiamo visto... Anche, sì, okay. Li hanno praticamente come per Pasqua, li hanno in qualche modo, hanno ripristinato l'allevamento, insomma, okay. Le battute. Come al solito, insomma, si scherza con gli amici di Uri, però insomma è importante, ripeto, aver sentito nuovamente Mister Pava, anche se abbiamo visto di fronte ad Andrea Olmeo gli è cresciuta la barba, cioè all'inizio della partita la barba non ce l'aveva il mister, gli è venuta dopo aver visto Andrea Olmeo. Nell'esultanza per il gol di Aloia, cioè lì è proprio apparso. Può essere le due cose insieme, cioè la combo tra la presenza di Olmeo e il gol di Aloia da centrocampo. Chiudiamo, Robby, il discorso Serie D andando a sentire anche le parole di Aldo Gardini, tecnico dell'Ilva Maddalena, sempre registrate ieri al termine della vittoria contro il Real Monte Rotondo Scalo. È stata un'ottima partita, una partita molto molto importante contro una squadra che secondo me sta facendo molto bene. È vero, è stata condizionata dal vento perché è fastidioso. Il primo tempo forse eravamo un po' troppo bassi, qualche palla lunga, al secondo tempo siamo saliti un po', dopo il 2-0 ci siamo riabbassati, però devo dire la verità, abbiamo retto bene, ma oggi era una partita di sacrificio, ma l'importante era portare a casa i 3 punti come abbiamo fatto. Adesso mancano 5 partite, dobbiamo tirare fuori il massimo, anche rischiando qualche cosa, cioè giocando per portare a casa punti. E niente, ci godiamo questa sera questa partita e da domani già dobbiamo pensare alla nuova Frascati di giovedì, che è una partita molto tosta perché è una squadra costruita per far bene e lo sta dimostrando. Ti faccio una battuta al volo, caro mio Fra. Sì. Lupa Frascati, l'Ilva Maddalena potrebbe salvarsi e quasi regalare un posto nei playoff all'Arzachena. Non lo so cosa vogliano scegliere dalle parti di Moneta. La salvezza che batte, secondo me la salvezza 100%. Però sicuramente un po' di 100%. fastidio dà. Quello sicuramente, ma ovviamente sempre nelle logiche della sana rivalità. Chiudiamo, Roby, questa trasmissione andando a vedere il prossimo turno appunto di Serie D che si giocherà giovedì alle ore 15. Arzachena Angri, Costa Orientale Sarda
Paganese, Visartena, Atletico Uri e Lupa Frascati, Ilva Maddalena. Queste le 4 partite che riguardano le squadre sarde, ma poi spicca un Casertana Sorrento sicuramente muy caliente, caro Roby. Poi Cassino Nola, Pomezia Portici, altra partita decisiva in chiave salvezza, Real Monterotondo Scalo contro l'Aprilia e poi Tivoli contro Palmese. Insomma, si avvicina la Pasqua e immaginiamo che nessuna delle squadre sarde voglia fare da agnello sacrificale, anzi voglia mangiare l'agnello in questo caso, al contrario. Quindi insomma, tra Serie C e Serie D sicuramente si cercherà di puntare in alto. Noi come sempre vi racconteremo tutto, così come faremo anche domani a Cagliari Social Arena ore 19 per parlare del pareggio tra Cagliari e Sud Tirol. Roby, noi ci ritroviamo con questa trasmissione tra 2 settimane, perché ovviamente a Pasqua non ne faremo di domenica, e quindi sarà la domenica successiva alla Pasqua, ma appunto già da domani insomma riparte il palinsesto classico, quindi Serie B, Serie C, per dirla tutta, appunto si va appunto zona mista e andiamo avanti come sempre con tutti i nostri contenuti. Ringrazio Marcello Mura, come sempre prezioso in regia, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Alla prossima, buona serata, sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.